Bene, il prossimo brano si intitola Preludio e Fuga, siamo sempre nei classici del maestro Pietro Damiani, e Se Moment for Morricone è stato uno dei brani più eseguiti. Preludio e Fuga è quello che senza dubbio ha dato alla banda maggior soddisfazione, perché era il 98 quando al concorso bandistico di Asciano questo brano fu eseguito in maniera esemplare. Con l'assolo del maestro Nicola Corrias, la banda musicale Città di Quartu si classificò al secondo posto dietro la banda locale, ma ricevere i complimenti e l'approvazione del compositore stesso, il quale disse che il brano fu eseguito esattamente come l'aveva pensato e scritto, fu comunque un'importante vittoria per i bandisti, che tornarono in Sardegna consapevoli delle proprie qualità musicali. A distanza di 10 anni, nel 2008, sotto la guida del maestro Nicola Corrias, Preludio e Fuga fu presentato alla classificazione bandistica di Terralba, ottenendo l'accesso alla seconda categoria a livello nazionale. E queste note sono state scelte non a caso, ma proprio perché le note di questo brano ci sarà un commento visivo, quindi lo vedrete, e racconterà con queste immagini i 25 anni di attività della banda musicale Città di Quartu. Quindi il maestro Nicola Corrias e la banda Città di Quartu, Preludio e Fuga di Pietro Damiani. A voi.
Preludio e fuga, banda musicale Città di Quarto, il maestro Nicola Corrias. Dobbiamo fare un applauso anche alla tromba solista Fabio Porcu.